C'entro anch'io. Quarto appuntamento con C'entro Anch'io speciale vini bresciani e sempre qui per voi, per la gioia delle donne, Davide Lazzari. Ciao Davide, ben trovato. Buongiorno a tutti, ma spero che anche gli uomini si divertano a esplorare il vino bresciano, ecco. Sì, no, penso di sì, penso ecco. proprio di sì. Va bene, allora, nella puntata di oggi, insomma, queste nostre piccole pillole leggere di cultura sui vini bresciani, vogliamo raccontare il Curte Franca DOC. Curte Franca, non Corte Franca. Corte Franca è un comune. Curte Franca è il nome di una denominazione di origine controllata, Sì. DOC, Curte Franca DOC. Roba importante. Ecco, insiste sulla stessa area del Franciacorta, DOCG, e tu mi dirai, scusami, perché ci sono due zone di produzione nello stesso territorio? No, non te lo dico perché No, poi non mi ti metti nei interessa? casini. No, mi interessa, ma poi mi vai a mettere nei casini. Esploriamolo, scopriamolo, no? Ad esempio, io ti faccio già un paio di domande. Ad esempio, che tipo di vini si fanno a Curte Franca DOC? Che tipo di vini si fanno? Vini Bianchi, buoni, rossi, viola, blu. Vini buoni. Dai, ti do tre alternative. Sì. Curte Franca Sì. bianco, Curte Franca rosso, Curte Franca spumante. Uno di questi tre non si può produrre. Non si può. Chiedo, mi informo, ne Ok. prendo appunto. Poi che devo sapere ancora? Curte Franca in realtà ha cambiato nome di recente forse? Chissà Boh. che nomi ha avuto in Chi passato, lo ha sa? avuto degli altri nomi, magari qualcuno lo conosce con un altro nome. Quindi magari vediamo, una volta Curte Franca DOC si chiamava Terre di Franciacorta, Franciacorta Fermo, oppure si è sempre chiamato Curte Franca, ha Non lo sempre avuto lo so, stesso mi informo. nome. Tu hai sempre avuto questo nome, Davide? Oppure un altro nome? Non mi ricordo. Posso forse- dartene uno io di nome? No, grazie. Mi informo e vengo. Oggi Davide siamo in Piazza Loggia, non certo c'è bisogno di presentarla, invece chi c'è bisogno di presentare sono gli ospiti di questo momento quiz. Lei si chiama? Sabrina? Sabrina e? Lorenzo. Sabrina e Lorenzo, allora voi siete bresciani? Io sì. Sì, e lei Sabrina? Io no. Di dove? Bergamo. Di Bergamo, vabbè, siamo cugini, dai. Stiamo ancora festeggiando i fasti dell'anno della cultura del 2023, l'anno precedente. E lei di che si occupa? Io sono insegnante. Sì, e possiamo sapere la materia? Italiano. Italiano, molto bene, lei? Ballerina. Ballerina, guarda che bella coppia assortita per questo momento di gioco. Allora, oggi parliamo del Curte Franca. Curte Franca DOC, che è tipologia di vino. Allora, quale tipologia di Curte Franca secondo lei non esiste? Il Curte Franca bianco, il Curte Franca spumante o il Curte Franca rosso? Si butti. Direi il rosso, Non ci pensa, perché ci ha pensato? perché spumante e bianco sono simili e quindi voglio dire, sarà più probabile che il rosso non sia contemplato dalle cantine. E tu avresti risposto così? Curte Franca bianco, spumante o rosso? Mi avrei detto spumante. Oh, non litigate per questa cosa però, per carità. Poi come si chiamava il Curte Franca DOC prima della modifica del nome? Si chiamava Terre di Franciacorta, Franciacorta Fermo, oppure si è sempre chiamato così, non ha mai avuto un altro nome? Secondo me si è sempre chiamato così. Si è sempre chiamato così? Mando trabocchetto. Sente puzza di imbroglio. E secondo lei? Avrei detto la stessa cosa. Quindi secondo voi il Curte Franca DOC si è sempre chiamato così? Sì. Grazie, queste sono le risposte che io ho raccolto qui in Piazza Loggia. Arrivo da te adesso, Davide, grazie. Sabrina e Lorenzo in Piazza Loggia, questa bella coppia mi ha fatto bella figura, Davide. Quasi, dai, pensiamoci un attimo. Ecco, Lorenzo è un insegnante, ma non è un insegnante di enologia. Questo è palese perché il povero Lorenzo le ha sbagliate entrambe. Mentre invece Sabrina, che viene da Bergamo, in realtà è molto più ferrata sul Curte Franca del buon Lorenzo. Vedi, Bravissima Sabrina va in giro a festeggiare. Esatto, quindi Sabrina ha indovinato che non è prevista la produzione di Curte Franca spumante. Ah, quindi non è prevista la Curte Franca Perché spumante. se faccio spumante e Curte Franca lo chiamo Franciacorta, essendo nello stesso territorio. Quindi c'è Franciacorta spumante, poi Curte Franca bianco e rosso. Ne fermi. sa, capito? E poi l'altra domanda invece, come si chiamava una volta Sì, il Curte è vero, Franca DOC? Una volta si chiamava Terre di Franciacorta DOC. Terre Poi di- il consorzio ha deciso di cambiare il nome perché poteva creare confusione. Terre di Franciacorta, la connessione con il Franciacorta che invece è solo spumante, quindi spumante Franciacorta, vini fermi nella stessa area, Curte Franca DOC. Mamma Davidone, quante ne sai? Sai anche qualcosa del passato, del dialetto legato
legato al mondo della viticoltura? Sì, mio nonno usava sempre per cavare il vino da una botte il cosiddetto spinù. Spinù, Sai ce cosa è lo l'abbiamo, spinù? eccolo qua. qui. Lo spinù veniva io questo martellato coso. all'interno della botte, sì, non spaventarti, veniva martellato all'interno della botte e poi si apriva il tappo per dai. poter cavare il vino dalla botte. E tu ti mettevi sotto, no? No, io ok, ero troppo piccolo e non Ma si usa più. ancora sto coso? No, oggi non si usa vabbè, più, oggi non si usa più. Fa quello- scena magari, non so, l'Oktoberfest quando vedete martellare i birrai, ecco. Ecco. Usano una sorta di spinù, però lo spinù da birra e non lo spinù da vino che invece è solo nostro. Che è solo nostro. Bravo Davidone, grazie a tutti voi, alla prossima qui su Teletutto, ciao!